Lo scorso 6 ottobre Longarone ha dedicato ai suoi emigranti una scultura degna della loro storia e dei loro meriti, eloquemente ricordati dalle parole introduttive alla solenne cerimonia del sindaco Roberto Padrin e quindi con emozione del presidente della locale famiglia Arrigo Galli, che è stato il tenace promotore dell'opera, con un vivo ringraziamento ai tanti che hanno sostenuto l'iniziativa. Dopo le parole del presidente dell'ABM Gioacchino Bratti e la benedizione del monumento da parte del parroco Don Gabriele Bernardi, è seguito lo scoprimento che ha dischiuso gli astanti una scultura di un notevole pregio artistico e di una pari ricchezza di significato, illustrati con chiarezza dall'autore, lo scultore Antonio Bottegal. Presenti i rappresentanti delle numerose nostre famiglie ex emigranti, con i loro gonfaloni, nonché le delegazioni dei comuni che hanno rapporti di gemellaggio o di amicizia con Longarone. In risalto una folta delegazione di Urussanga giunta dal Brasile per il ventennale del gemellaggio con Longarone. Nella comitiva la presidente della famiglia bellunese della città Zelma Mariotte. Presenti anche le famiglie di Cutina, Croazia, di Parigi, di Campulung-Muschel in Romania. Ha fatto seguito all'inaugurazione un incontro nel centro culturale di Longarone in cui sono stati esaltati i valori della condivisione e della solidarietà che legano il comune bellunese a vari altri comuni italiani e stranieri.